Ci auguriamo che la Lega si renda conto che il matrimonio con i 5 Stelle è un matrimonio contro natura e ritorni a dar vita ad un governo di centrodestra. Ha scelto il Veneto in rivolta contro il decreto dignità il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani per lanciare il suo appello alla Lega. Si metta fine, invoca il numero 2 di Forza Italia, a un'esperienza di governo che ha tradito le speranze degli elettori. Nei contenuti è diventato un governo di sinistra estrema, perché mi sembra che le proposte del Movimento 5 Stelle siano le uniche che ottengono poi una realizzazione concreta. Dal decreto dignità al no alla TAV, da maestri gli azzurri puntano il dito sulle politiche economiche del governo che ritengono incompatibili con le idee e l'elettorato della Lega, a partire dai 600 imprenditori veneti che hanno firmato una lettera durissima contro il provvedimento del ministro del lavoro Luigi Di Maio. Si prende esempio in tutta Italia da quello che hanno fatto i veneti in questi ultimi decenni. I veneti non hanno chiesto il reddito di cittadinanza, i veneti hanno chiesto di essere messi nelle condizioni di poter lavorare, di poter intraprendere, di poter costruire. E questo esempio deve essere un esempio per tutta l'Italia. Gli imprenditori del Veneto, argomenta Tajani, in pochi decenni hanno trasformato una delle terre più povere d'Italia in una delle più ricche. Oggi la loro voce è quella di tutto il paese. Noi siamo dalla parte degli imprenditori non solo del Veneto ma di tutta Italia che si sentono traditi da questo governo perché non aiuta le imprese, perché cancella la politica industriale, che vuole cancellare l'acciaio, non si preoccupa di creare occupazione, sta dando colpi gravissimi anche al mondo agricolo, quindi noi vogliamo essere punto di riferimento di questa Italia che produce, perché senza industria, senza imprese, senza artigiani, senza commercianti, senza agricoltori, senza liberi professionisti non si crea lavoro. Anche all'interno della Lega, chiosa il decano dei deputati azzurri, Renato Brunetta, in molti si stanno rendendo conto che è arrivata l'ora di staccare la spina a questo governo. Perché se non lo stacca la Lega, la staccano i mercati che non stanno credendo più nell'Italia.